Eder. Mac. Pallister. Nel magico mondo delle teorie da bar, dove ogni video è truccato peggio di una televendita anni 90 e ogni passante può improvvisamente trasformarsi in sosia ufficiale di qualcuno, senza averlo mai saputo, la realtà ogni tanto fa capolino. E quando lo fa, risulta un tantino più banale, ma anche molto più solida, delle mille ipotesi rocambolesche che continuano a infestare forum, commenti e certe testate che campano di click. Cominciamo dalla GoPro maledetta. Eh sì, quella videocamera installata sulla bicicletta di Sebastiano Visintin, oggetto di infinite elucubrazioni, dibattiti infiniti e accuse di ting degno di un regista hollywoodiano. Quella che, secondo alcuni, avrebbe potuto essere taroccata, manomessa o addirittura programmata da Skynet. E invece, attenzione colpo di scena, non lo è. Gli ulteriori accertamenti, sì, proprio quelli voluti dal GIP Dainotti, dopo il gran rifiuto alla richiesta di archiviazione, confermano ciò che la squadra mobile aveva già verificato nel 2022. Sebastiano, il 14 dicembre 2021 a pranzo, ha fatto il giro in bici che ha sempre dichiarato di aver fatto. Fine. Sipario. Game over per chi sperava nella GoPro Gate. La polizia postale, quella che si occupa di crimini informatici veri, non dei meme taroccati, ha messo mano alla scheda di memoria della telecamera e non ha trovato alcun segno di manipolazione, né alterazioni, né portali temporali che potessero trasportare Visintin da via Donadoni al boschetto dell'ex OP per compiere un delitto e poi tornare indietro con la faccia da ciclista domenicale. Tutto quello che ha dichiarato combacia perfettamente con i 12 video acquisiti. Il primo parte alle 12:16 da via Sette Fontane, Civico 26, e in ben 9 filmati ci sono pure le coordinate GPS a dimostrarlo. Ma davvero, con dati veri, con tecnologia. Non con mi sembra che assomigli, guarda la postura o, secondo me, aveva un'aura diversa. E questo ci porta alla seconda grande epopea della saga, la figura misteriosa che, secondo i sostenitori del club Io Vedo Sosia Ovunque, comparirebbe alle 8:42 in via Damiano Chiesa. Secondo costoro, quella non sarebbe Liliana Resinovic, ma una specie di gemella cattiva o buona o sostitutiva, chi lo sa, che cammina esattamente come lei, ha le sue stesse gambe, la sua stessa andatura, i suoi stessi abiti, ma, sorpresa sorpresa, non è lei. È una sosia, una controfigura, un errore di stampa della realtà. Peccato che chiunque abbia occhi e neuroni funzionanti possa vedere nel video che quella è Liliana Resinovic, viva e vegeta alle 8:42, nel cuore della mattinata della sua scomparsa. Nessun mistero, nessun sosia. Solo una donna ripresa da una telecamera di sorveglianza mentre cammina, ignara di diventare in seguito il centro di uno dei casi più distorti da chiacchiere e ipotesi strampalate degli ultimi anni. A questo punto qualcuno potrebbe obiettare: ma allora il mistero dov'è? Ecco, la vera domanda è proprio questa. Dove è stato davvero Sebastiano quella mattina? Non a pranzo, non nel pomeriggio, non nella notte. La mattina. Perché, come ci dice chiaramente la relazione medico-legale firmata dal team di Cristina Cattaneo, Liliana è morta nelle ore successive alla sua scomparsa e non settimane dopo, né in un'altra dimensione. Quindi il momento cruciale è proprio quello, e non certo un banale giro in bici con GoPro a mezzogiorno. E invece di concentrarsi su quel segmento temporale, ecco spuntare 1000 distrazioni. Come ad esempio la collezione Rosso Passione sequestrata a casa Visintin. Un grembiule rosso, 2 caldissimi caldacollo, 4 paia di guanti in varie sfumature di rosso. Sarà la nuova linea autunno-inverno Delitto e Castigo? O semplicemente l'armadio di uno che ama i colori caldi? E poi i bracciali. Uno nero in caucciù tagliato, drammaticamente sembrerebbe trovato nell'appartamento di via del Verrocchio. L'altro con dei disegni greci, sequestrato a casa del fratello di Liliana, Sergio Resinovic. Questo particolare bracciale celeste e nero, a quanto pare, è finito sotto la lente della PM Ilaria Iozzi, dopo che la nipote della donna, assistita dall'avvocata Federica Obizzi, aveva fatto notare come Liliana li indossasse sempre. E invece, il giorno in cui è stata ritrovata, al polso non aveva nulla. Ora si sa che questi bracciali sono di quelli da bancarella, con il filo sottile che, una volta chiuso, non si toglie più se non tagliandolo. Da qui l'ipotesi: qualcuno lo ha tolto dopo la morte? E se sì, perché? E con cosa è stato tagliato? Sarà forse un coltello? Una forbice? La PM ha chiesto di verificare se il taglio corrisponde a uno degli oggetti sequestrati a Sebastiano Visintin.
Non si lascia scappare nulla, neanche un laccio colorato. Tutto viene passato al microscopio. DNA, impronte, compatibilità tra oggetti e naturalmente ogni singolo dettaglio utile a ricostruire con precisione i movimenti del marito nel giorno della scomparsa di Liliana. Non ipotesi, non presunzioni, ma dati concreti. Celle telefoniche, telecamere, testimonianze, filmati GoPro con tanto di GPS. Tutto. Dunque, alla fine della fiera cosa rimane in piedi? Rimane in piedi l'esigenza di smetterla di inseguire fantasmi. Perché se Liliana è stata vista viva la mattina del 14 dicembre e se la GoPro conferma che Sebastiano ha fatto davvero il giro in bici che dice di aver fatto a pranzo, allora è chiaro che la verità va cercata in quello che è accaduto tra le 8 e le 12. Non nei pixel di un video o nei sogni lucidi di chi vede sosia ovunque. E allora, concludendo questa rapsodia dell'assurdo, basta con le GoPro taroccate, basta con le sosia inventate, basta con la caccia alle streghe 2.0. È ora di guardare ai fatti. E se qualcuno si è illuso che il caso si risolvesse smontando una telecamera o con l'apparizione di una controfigura di Liliana, forse è il caso di cambiare genere. Questo non è un film di David Lynch. È una tragedia reale e merita rispetto, verità e serietà. Tutto il resto, francamente, fa solo ridere, ma di un riso amaro. Questo probabilmente è un caso emblematico. Sicuramente è un male che una situazione così tragica di questo tipo venga trattata in questa maniera dai media, dai giornali, dalle televisioni, proprio con questi toni accesi. Però credo che ci si sia resi conto di essere andati un po' oltre, da parte di tutti, da parte dei giornalisti, da parte delle televisioni, da parte degli interessati, da parte anche dei consulenti. Ovviamente tutto il rispetto ai familiari, i familiari della signora Resinovic, il fratello, la cugina, eccetera. Io capisco che loro si trovino in una situazione di sofferenza, che quindi le loro esternazioni vanno bene, insomma, fanno parte del gioco, però alcune di queste esternazioni sono dettate da informazioni secondo me sbagliate o non complete che vengono loro fornite, perché le cose non sono andate esattamente così come viene detto. Questo a parte, questi casi come questo, ma tanti altri, no? hanno grande interesse, alla gente piace, ci sono gli innocentisti, i colpevolisti, in questo caso soprattutto colpevolisti nei confronti del Visentino, che si scatenano e si arriva a questo processo mediatico, no? Nel quale tanti hanno mancato di rispetto. Quando sono state pubblicate le cartelle cliniche della signora relative ai suoi ricoveri per motivi di salute di 35 anni prima, sono state pubblicate e proiettate, messe sui giornali, proiettate in televisione. Quando sono stati riferiti particolari della vita amorosa della signora, presunta vita amorosa, anche con dettagli molto sgradevoli, cosa che non doveva essere fatta. Quando si è parlato delle condizioni di salute del dottor Costantinides, che sarebbe stato ammalato nel periodo e quindi avrebbe fatto male alla perizia, anche questo, cioè, veramente si è andati oltre. Quindi la cosa buona che verrà da tutto questo sarà il capire, io penso che adesso si stia capendo da parte di molti, che si è andati oltre e che questi processi televisivi e giornalistici non dovrebbero essere fatti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.